10-11 Veneto, Infinity Godego chiamato in causa per rifarsi dopo la sonora sconfitta in quel di Ponzano. Sponda mestrina impeccabile al Palafranchetti, zoppica invece nel rendimento esterno. Dalla Belbotte Arena, Godego, Mestre Fenice, Daudino Baggio per Roploz. Sebar, dietro da Prostocime, è partito Giata, lo guarda e lo serve, millimetrico Giata! Barek. Sebar, di prima palla alta per Giata che si coordina. E cerca ancora 14 minuti al termine, ancora 0-0. Giata, spazio per concludere, deviazione di Fiscià. Barek, Giata, taglia Barek, lo serve Giata, col mancino, a fil di palo, esce di pochino. Fischal inciampa sul pallone, ma poi passa in mezzo a due, vicino alla bandierina, a rimorchio, da Giata con il destro, incrocio dei pali, prova Massarotto, la palla rimane sponda Mestre Fenice, con Franceschini che carica il destro, con l'esterno, pressato, Fischal. Appoggia a Giata, poi prolunga con il destro, è partito, accelera sulla sinistra, il numero 11, col mancino. Guariento lo attende in Barek. Guariento, una finta, col mancino si crea lo spazio ancora. Franzoi, appoggio a Guariento Filippo. Palla scompare, ricompare tra i piedi di Bergamo che appoggia a Franzoi con il destro, resta immobile. 3:45 al termine, ancora 0-0 il punteggio fin qui. Guariento al limite dell'area con il destro, palla incollata al piede, Fischal si lancia in spaccata, poi Giata prova a ripartire, ancora Mestre Fenice con Bellu, deviazione decisiva di Fischal che becca Davide Prostocimi. 1-0 alla Belbotte, è il Mestre Fenice a portarsi avanti con il gol di Giacomo Bellu. E per voi atleti sono disponibili le mix card di Roploz, 3-5 azioni in un'unica partita in formato verticale, trekking ball e tantissimo altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione. Giata, sbagliato questo appoggio di prima, schiavinato, quindi si avventa con questa finta, poi sterza, lascia questo pallone a Guariento, grande occasione. Un minuto esatto al termine, 4 falli a 2. Schiavinato si inserisce, Schiavinato, murato da Prostocimi. Wally dall'altra parte per Giata, il contromovimento di Mbarek d'esterno, gran palla strepitosa per Giata, chiude l'azione Giata con questo scavino raffinato esattamente al minuto 2:51 nel corso della ripresa, fa 1-1 il Godego. Lo Bellu e Fisciale, la palla passa e sfila, quindi Wally può mandare in volata Giata che ha spazio per andare, accelera, prova con il destro, Baldresca si oppone. Giata trattiene Guariento ma scappa via il numero 2, ancora lo attende Wally, Guariento, gran tuffo di Prostocimi a mettere in angolo. Fischal, Giata, esce in pressione Guariento, il controllo dell'11 che poi si accentra, classica la sua serpentina e poi lascia partire una botta con il destro che fulmina Baldresca, ispirato oggi Flamingo Giata, doppietta del capitano, 2-1. Fischal, Wally sbaglia questa palla, anticipo di Franzoi, Franzoi con il mancino, Prostocimi, ancora Palma, perde la palla sulla pressione del numero 8 Wally, poi si gira, può ripartire, fa invece partire il compagno Abad, Baldresca e poi si salva la Schiavinato, sterza, Abad da terra, passa palla a Giata e quindi riparte l'Infinity Godego, Giata con il destro, Baldresca, la palla resta lì, Abad mette alto. Schiavinato riceve fuori area, pressato da Fischal. Schiavinato, una finta, poi se la sposta sul destro. Schiavinato calcia da posizione defilata e la mette sotto l'incrocio. Pareggia i conti il Mestre Fenice. Grandissimo gol di Schiavinato, 2-2. Giata, è partito Mbarek che la chiama, non seguito da Schiavinato, la palla millimetrica. Mbarek deve solo appoggiare in porta questa palla al bacio di Flamingo Giata. Dura solo 17 secondi effettivi il pareggio del Mestre Fenice, il Godego torna in vantaggio. Guariento, Franzoi, Schiavinato, sinistra Franceschini, servito il 7, controllo e conclusione con il destro. Franceschini a destra, Franzoi, controllo ancora a destra, Guariento, Filippo Guariento, occasione gigantesca. Guariento, appoggio, Schiavinato, Franceschini, manovra velocemente, il Mestre Fenice, Alessandro Guariento, ancora Filippo Guariento, con la 3 secondi al termine, l'appoggio su Wally, velocissimo con Murrazzo, Guariento, l'Infinity Godego esulta, porta a casa una partita sofferta, equilibrata, che è rimasta aperta fino all'ultimo respiro. Decisivi gli errori sul finale sotto porta del Mestre Fenice, ancora più decisivo però dall'altra parte Giata, doppietta e assist che vale 3 punti.